narrare sa portas de sa paraulas e de sa musica a tutto su tipo de musica, tutto so generes. E tanto iscurtamos Alessandro chi atti di sa testimonianza de i menir de Nugolo. Arriva il tecnico. Ecco. Un applauso ad Alessandro Gaia. Buonasera a tutti. Tanto, devo chiedere di mi firmare Paco, che non mi piace te a barrare una quarta ora, fa vedere, negoziando, fa che debire su chi ha morfatto, su chi non ha morfatto. Oggi noi stiamo a sede per far capire tutto il percorso che ha fatto sul gruppo, ma di prima fa vedere dell'invasarda e fa vedere in sardo. Tanto per cominciare, devo che io faccia una precisazione riguardo sul fatto di imparare a l'invasarda in sua scuola. Su parere mio, questo è corso di una persona che in ambito politico ha poco da fare, non mi sono mai impegnato a fare politica, però uno così lo voglio dare. Immaginiamo la Sardegna, l'isola della Sardegna, come una tavola di un pittore, piena di 1000 colori. Da una dia satera, anzi sì, in metà tempo, vengono a mancare i colori principali. Su verde, su biaito, su grogu, su colore terra, su celeste e a barrata un bello pacco di colore bianco. Tanto, quale lingua che dobbiamo imparare in questa scuola? Sa lingua comune? Ecco, questo è un problema difficile da risolvere, che è un nodo particolarmente che mi sta in coro. Che è vero che la Sardegna, su sardo, adesso sardo non è sempre uguale, è sempre diverso. Su fa vedere un ugoreso è diverso da su castellaio, o da soristanese, su gaddureso, su tattareso. Amor 1000 colores. E tanto ben facile narrare, piccamo un bello pinzello, li fondimmo in su bianco, lo collammo in sa tela e uniformammo su quadro a un bianco. No, salvammo tutti i colores. Da una bidda satera, che vi possono essere pochi chilometri, come va con un esempio del sorso che insennori, che sono attaccati, fa vedere una due sardo diverso. Vabbè, è sardo che sta in Sardegna. E che lingua è? È inglese, noi è inglese. Com'è? Vabbè, è corso, però lo fa vedere, insomma. Finza in Carloforte fa vedere su Genovese, però è sardo, dai. Sul ragionamento però è un altro, cioè tocca dare mastros preparados a imparare su spizzinnoso, su sardo, de su loco e soro, de sabidda e soro. Questo che devo narrare. È inutile che deo nugoresu imparo sul loco d'oresu. Deo deve imparare su nugoresu, che sono naschio, paschio e creschio in nugoro. E questa è la lingua mea, che rappresenta la radicinasa dell'identità mea, che è il nugoresa. Fino a gai, è bornaro che in suo genere musicale nostro abbiamo cercato di sacrare un pacco sa musica, sa mentalità della musica sarda. In suo senso che sa melodia venite a mancare dal momento che noi entriamo a cantare, usando il sardo. Tanto prosa maggiore sul testo è meda più lungo di una cantone normale, che siamo vedendo di un genere musicale giovane. E vorrei fare un breve esempio di questa cosa, si mandasse su questa cantone. Ecco, usiamo questa trunfa. Questo è un strumento tipico sardo, ma fizza siciliano, però lo usiamo ormai da in sorballoso, non che in Sardegna, e attacchiamo in una voce di melodia. Poi questa voce viene distrutta dal fatto che come entra sul ritmo, questa voce diventa imponente. A tutti i nostri balladores, señoras e señores, teracos e pastores, masayos e pescadores, mastros e principales, disquentes e manivales, zaibos,
che una nuova dieta ballo è scominciata. I forestor vescende mano pessamento tatti schidao. Chi su picco e su marrone te pesa andare a traballare. E sempre va che ne a barra sa di curviao. Sudorande su te su sole se si stracco de marrare. E colata su tempo cola una teristaione. Chi stracca sa carena ma non manca su coccone. Oh 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 oh. Una guerra scosta vita. Oh 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 oh. Ballano la binche ti sa. Sa Sardegna è una terra decente chi traballa meta de chi è preso di nare sigata ta fitta sa carrare preta de chi brinca se chiamate tomo cano su sole storme schenda de chi è Tanto questo è un esempio di come traballiamo noi. Che osservare va che un riferimento a una persona che mi sta in su coro e che non è spruso fra noi è zio Armando Piras, che si è impegnato meda a battere innanzi la cultura sarda in senso etnico, folcloristico, de tenore. E sta andando a suonare chi sostenore di Orune, di Orgosolo, ha fondato su tenore Angelo Caria de Nugoro. E una dia mannau, voi si sezzi su crasa desa limba sarda, calusaese, commente la depetusare su zovano, in su genere musicale brostu, se no la limba sarda diventa una specie di sagra de sanzone o de su crapittu, in ube venita a essere cantata o faverdata pezzi in questa occasione, per i turisti sa chi la che rimbiere, no? Sa limba sarda è viva ed è per barrare sempre una nostra cosa preziosa, desidentità nostra. Grazie. Grazie ad Alessandro Gaia, la voce alla chitarra di Vincenzo Murino, già vincitore del premio Faber in lingua sarda. Ecco Vincenzo che si accomoda, prego Vincenzo. E lui rappresenta la cultura gallurese, la musica gallurese. La tradizione gallurese ha prodotto cori e solisti di grandissimo valore e per i giovani è interessante utilizzare la lingua gallurese collegata per esempio a delle attività didattiche. Mi ricordo che Anna Maria Pugioni faceva ballare e cantare i ragazzi con uno scotis realizzato in musica. Vediamo se sono bravo Vincenzo in gallurese, perché sono un po' scadente. A mitai di la sirata, visto che lo tempo vola, questo canto è dedicato agli stedi della scuola che non devo smenticare. È così? È così. Grazie. Vincenzo Murino. Lo Scotti. Buonasera a tutti, io sono Gaduresu, sono orgoglioso di essere Gaduresu. Mi dispiace che non tutti lo comprendete lo Gaduresu. Lo comprendete? Ah, che bella cosa. Mi è tornato lo coro a cascia. Io sono con il direttore del coro Gavino Gabriel di Tempio, che sono in Piesu. La lingua gadurese è una lingua a sé, naturalmente. Come tutti i canti l'altri, perché tutta la Sardegna ha le sue particolarità, evidentemente. Questa poesia bella l'ha scritta Paolo Russo ed è dedicata alla Madonna. Deu con te, Maria, sei di grazia divina, di grazia la regina dispensadora. Deu con te d'unione prima d'essere pa sempre ta salvata da ogni errore.
benedetto l'amore che t'ha fatto, gloriosa la mamma, più dicciosa e sposa santa. Noi enti tutta tanta di questo mondo cieco, aiutaci, ti prego, si poi perdona. Ti prego, mamma buona, la peggio non ti spanna, aspettaci la Ianna con tuo figliolo. Aspettaci la Ianna, aspettaci la Ianna, aspettaci la Ianna in paradiso, in paradiso. Grazie. Grazie a Benno e a Vide Cesane. Grazie a Vincenzo Murino. Chiamerei il maestro professor Mauro Lisei e cedo il microfono. È una cessione simbolica, ma dice tutto. Grazie. Grazie. Grazie e complimenti. Buonasera a tutti. Prima di tutto, quero tornare grazie all'assessorato a sa cultura, di sport e spettacolo della regione sarda, per aver dato il compito di concertare questo boio. Su titolo, la lingua sarda e le varietà linguistiche in sa musica tradizionale e in sa poesia cantata. Diretto ha pensato che questo tema poteva essere meda interessante ed è meta significativo che sia di stato deciso di andare a regionare in una conferenza di un'importante istituzione regionale. Dunque, fino a 30 o 40 anni scomo, la lingua sarda si imparia in domo. E parisi, con queste parole, si surbiana fino a sossonoso dessa lingua e il suo ritmo peri innanti a denaschire in savrente sa mamma. Annini, annini, drommesa prenda mia. Zerde domosienda drommesa me apprenda. Sa vita nostra fi scandita dai sos cantos. Mamas e nonnas ne teniano uno pro donzi occasione. Anninnias e filonzanas, duru duru e attitidoso. Su duru duru. Come si narra duru duru in italiano? No. Questa parola in italiano non esiste, ma
si dimandamos a un anziano ite che narrere duru duru, meda probabilmente nos ha da rispondere chi duru duru este a ballare sospizzinnoso. Ma mento, come si sia derisi, quando nonno fidi de buone spezie, mi le aide in coa e cominciava a mi saccheddare. Duro duro zia Mariola che l'ha volato su quello su in tu, quando sabito su marito dentro, fatto sindato una bella cassola, fatto sindato una bella cassola. Digri 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 din, 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 digri 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 din. E finì a gai. Cataporta. Sospizzinnoso, in questa maniera, imparaiano a cantare e a contare e a collegare sul movimento a suo ritmo, cosa che gli permettia ad appustisi di imparare più facilmente sul ballo della comunità. E oe, in dierdeo e su sardu si fa da danarana pezzin su treghi proghentu della famiglia sardas e dunque su spezzinoso non l'imparano. Viene dunque a mancare, narra Andrea De Plano, quello stretto rapporto comunicativo fra anziani e neonati che costruiva una vera pedagogia dell'ascolto e arricchiva il patrimonio uditivo dell'individuo. E tanto, ite si può fare? Tanto ad toccare dell'imparare in scuola, come tu usate la lingua. Prima, più difficile, capire in scuola non lo proibivano. Galu in su 1976 sul Ministero della Pubblica Istruzione convidaia da presidi a controllare eventuali attività didattiche e culturali riguardanti l'introduzione della lingua sarda nelle scuole. In durante la notte, in su mattessanno della presidenza del Succosizzu, li naraiana a losi schedare, come te chiese nel delinquente. Ma oe, come ha descritto Francisco Casula in un articolo pubblicato in Sardegna Quotidiano de su 30 e Sant'Andria, o queste cose cominciano a cambiare. Veste una sensibilità nuova e mescamente teniamo su legge a favore. L'autonomia scolastica permette di chi mastros e professores potano dedicare, se cherene, su bindighi proghentu de sas horas curriculares a storia, sa limba e sa cultura sarda. Sa 882 prevede per chi si possa impreare su sardu come limba veicolare, per imparare tutte le materie. Però non basta da. E sito da scuola sorzovano la lingua, adesso fare dare, leggere, iscrivere, intendere, vedere, come una lingua normale. Paris con l'italiano, co-uffiziale. Questo è il bilinguismo perfetto. Però chi ha agarrato gente come Antonio Simon Mossa, Eliseu Spiga, Antonello Usatta, Elisa Nivola e Ioane Lillio. E sa regione, itenara sa regione. Dunque, pro sa regione sarda, sa limba e sa cultura sarda sono una ricchezza da imparare e avvalorare, finza sin fuori dell'isola. Sa regione, infatti, si propone di valorizzare l'identità del suo popolo sardo e pensa che sia da meda importante che prima di tutto sul sardoso e mascamente sul zofanoso, comprendano sul valore di questa azienda che, per da tempo, è stata trascurata e sottostimata e invece rappresenta l'identità di un popolo. Dai su 1997, con la legge 26, la regione valorizza la lingua sarda, si storia, sa tradizione, sa produzione letteraria e artistica, si studio, sa musica popolare. E tutto
su chi nos ajuda a tornare a sa raiginasa della cultura nostra. E dunque, limba, musica, tradizione, un trittico che non lascia da indifferente. Sinamus che sa limba è un sistema di comunicazione a boga e a zestoso proprio di una comunità de homines, o che sa musica, chiamo sfontomado, è sarta e sossonoso, e che sa tradizione è tutta la globalità de uso istigas che d'ogni generazione, appustisi dell'area rezzida, amparata e modificata da esa precedente, trasmittiti a sa generazione che sighidi. Sinamus custu noi sbagliamo, ma certo non nos contenta da. Limba, musica e tradizione si rappresentano meda de più de gusto per noi. Isco che non tutti possono essere d'accordo su chi si deve intendere per musica tradizionale. Non è facile infatti a definire una cosa che, come narraia da un musicista e studioso famato della cultura popolare ungherese, Bela Bartók, e scomente a un essere vivente, tuttora crescede e muda da. Subra sul rapporto intro limba e musica sarda, l'antropologo Bakir Bandino, che a Dolumanno non ha potuto partecipare a questa conferenza che sta impegnato in un'altra iniziativa, tiene una conoscenza manna e funguda della tradizione e della limba sarda. In suo libro Balloso, a proposito del suo rapporto intro limba e musica, ha descritto: è del tutto evidente l'importanza del testo nel canto sardo. La voce, infatti, rintraccia nella lingua le parole più sonore e si privilegiano sempre testi poetici che soddisfino l'esigenza di eufonia. Si riconoscono sillabe e parole evocative, altre percussive, alcune capaci di esplosione, altre di implosione. E Galu: il testo è sempre poesia in rima, dove la metrica è una struttura profonda che costringe la lingua a un ritmo musicale. L'ottava è una rete fonica di elementi rimati. Nel canto a tenore, insomma, narra sempre Bakir Bandino, grammatica e messaggio sono subordinati al metro. Certo, bidindela da questa angolazione, sa cosa tenere tutto un altro significato. Forse si stasera amos a comprendere meglio su proitte donzuno de noi ha deciso di scrivere o cantare in sardo invece che in italiano o in un'altra lingua. E proitte ha descritto versos endecasillabos invece de ottonarios. Proitte in su tenore, su basso e sa contra cantano più con sa A e con sa O. E invece se sa mesuoghe preferiti sa I e sa E. Ite queren narrare a tenere su drazzu. E proitte namus su pesamoli una oghe. Si podia pensare di preguntare a dottores o accademicos che, de seguro, apustis de arreionos o intricidos de peraulas limpias, hayan dado definiciones correttas e ineccepibiles. Invece, abbiamo pensato di dimandare a chi esa limba, esa musica, esas tradiziones, l'ar vivere in prima persona. Cantadores, poetas, tenores e coristas, mastros e dischentes. Deo fatto parte ladino di quest'ultima categoria e dunque so in quale modo interessato meda a ascoltare con attenzione donzi per aula e donzi singolo intervento. E dunque cominciamo a intendere qualche cosa di interessante. Prima di presentare il primo relatore,
te vuischiresi Don Antonio Nughese est in sala e isco che tenete una certa presse de partire che tenete un altro impegno. E dunque, contrariamente su cui è scritto, Deo vos presento Don Antonio Nughese, este direttore dell'archivio storico diocesano de Saliguera e direttore della scuola de Alguerés Pascal Scanu. Stasera nos ha da fare il segnal del giudici o can della Sibilla, che è un dramma liturgico, un canto di origine gregoriana, medanottitu in su Medioevo, in tutta Europa meridionale. Vos presento Don Antonio Nughese. Io oggi devo presentare un pezzo di archeologia musicale. Naturalmente non sono un archeologo, come ho detto sono un prete che faccio una parte della mia attività, la dedico al recupero della cultura, della lingua e della tradizione perché ritengo che questi siano doni di Dio e quindi devono vedere anche noi in prima linea nel recupero e nella difesa. Questo canto che vi presento oggi, il 16 novembre dello scorso anno, l'UNESCO, nella riunione di Nairobi, l'ha dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. È, come vi dicevo, un canto di tipo archeologico, un avanzo. Ve lo presento subito e così poi siamo in grado di commentarlo e di capirlo un po' meglio. Allora, sono 12 strofe che annunciano la venuta del Cristo, la seconda venuta del Cristo. Ed era un tema attualissimo ancora oggi, e cioè il Cristo viene, nasce come uomo, ma verrà anche come giudice dell'umanità. Questo canto profetico medievale era diffuso in tutta l'area del Mediterraneo a influenza catalana. In tutto il Medioevo cosa capita? Capita che il Concilio di Trento
emette un'ordinanza che si abbatte su questo canto in maniera che lo fa sparire quasi dappertutto. Perché? Il Concilio di Trento decide che durante la messa non si devono cantare canti profani. Naturalmente, come capita nei momenti di grande cambiamento, ci rimettono i buoni e i cattivi. Provate a pensare cosa è avvenuto dopo il Concilio Vaticano II sui canti tradizionali delle nostre chiese. Fuori tutto, solo qualche chitarra. Ci voleva l'uno e l'altro, bisognava saper distinguere tra ciò che era valido, che rappresentava come un messaggio buono, e ciò che invece era da buttare fuori. Di fatto, cosa capita? Che i vescovi interpretano in maniera rigorosa, rigorosissima, quel decreto del Concilio di Trento e lo fanno sparire quasi dappertutto, forse traditi dalla fretta, forse dall'ansia di apparire sequienti nei confronti del Concilio, forse ingannati dal titolo, il canto della Sibilla, perché sicuramente il titolo era un titolo dal linguaggio profano, perché ricordava la Sibilla cumana. Si salva solamente a Maiorca e ad Alghero. La domanda che dobbiamo porre è una casualità? Sembrerebbe di sì, a seconda di quello che dicono gli studiosi, che spesso leggono in maniera superficiale i decreti, gli avvenimenti e poi, siccome hanno l'autorità dei grandi professori, non si impegnano a studiare il problema. Ho visto anche recentissimamente uno studio sul canto della Sibilla ad Alghero, che ad Alghero si chiama Segnal dei Giudizi, il termine ancora più antico, che in un opuscoletto che ci rappresenta a noi come sardi e algheresi a Roma, in un'esposizione sulla libri sardo, catalani e algheresi, in cui questo professore non dice niente. Sembra che ad Alghero questo canto sia sopravvissuto per una grazia del cielo. Non è avvenuto così. Ad Alghero avviene il salvataggio di questo canto non per una casualità, ma perché abbiamo trovato la fortuna di avere un vescovo intelligente. Alle volte capita. Io non posso commentare in pubblico. Comunque era un vescovo intelligente perché intanto era un grande teologo, un grande giurista, un grande glottologo, esperto in lingue, compreso la lingua sarda e la lingua catalana. Era sardo, era di Cagliari, si chiamava Andrea Baccaglià, il quale decreta che invece questo canto ha diritto di sopravvivenza. Non lo si sapeva, l'ho scoperto io casualmente durante la tesi dottorale di storia della Chiesa. Vi assicuro che mi è venuto il sudore freddo perché ho letto questo. Ve lo traduco perché altrimenti non è giusto la lingua di comunicazione. Allora, poiché non c'è ragione perché in Chiesa si trattino cose umane e vane, soprattutto mischiandole con gli uffici divini, d'ora in avanti non si faccia in Chiesa nessun genere di canti ad eccezione di quello che si suole cantare nelle notte di Natale. Il salvataggio legittimato in maniera solenne, perché questo era un canto che veniva cantato, come avete visto, la notte di Natale, in quella che viene chiamata Missa de Vudus, o Messa del Gallo, o la Messa di Natale. Comunque sia, questo era. È stato un vescovo lungimirante, è stato un vescovo che ha saputo riconoscere il valore di questo canto, perché era un valore altamente liturgico, perché annunciava che il Cristo era venuto non casualmente, era venuto per dare compimento a un progetto grandioso di salvataggio dell'umanità, che cominciava con la sua venuta,
ma sarebbe finito col giudizio universale. Questo canto del giudizio universale ancora oggi è diventato, come vi dicevo, patrimonio immateriale dell'umanità. È vero che ci è attraversato alti e bassi, perché dopo quel tentativo c'è stato qualche vescovo che ha cercato di abolirlo, però per fortuna siamo sopravvissuti. Grazie della vostra attenzione. Tornamos gracias a Don Antonio Nugues per questa testimonia esclusiva e toccante. Come credo convidare una persona speciale. Este è un poeta e scrittore meda amato e stimato. In su 1972 ha riscritto Parisi con suo compositore Antonio Costa sa cantone Badde Lontana, cantata da suo gruppo dei Bertas e appustisi da medas atteros coros interpretes in tutta la Sardegna. Ha descritto Kimbe Romanzos, ha collaborato con il Coro degli Angeli di Andrea Parodi, il coro Maddalenino Orolacche, Mauro Pagani, Paolo Angeli e Nella Ledda e medesimo coro sardos. Deo noi sì, la musu che fidu in che stasera, però per i pro su maniera de sua aspettiamo una testimonia vera, non solo tecnica, e schimo su chi non osiamo sbagliare. Antonio Strina. Salimba è mamma de sonos, sa poesia è figlia sua amata. Mamma e figlia, potene forse fare gran manco de cantare? Tutto un pare, non hanno imparato a vivere, non hanno imparato a gozare e a soffrire. Salimba sarda è la musica, quando diventa una creatura e via, faedana con sa oche de sa memoria e bolana con al dentro. Andare sa verità de tutto in trea è proprio sa cantone, cussa chi più de tutto resessi da salvare so sammentos. Chi stu tocca ponillo in musica, nareiano una volta in gaddura, quando queriano consegnare un fatto importante a suo tempo benidore. Sa cantone è capace di scrivere questa pagina penal del gente comune che si storia ufficiale non ha da scrivere mai. Sa cantone dunque è figlia de sa limba, una limba che viene da atteso, da un passato che è sempre più spago a mentamos. A sa cantone, che è un motore potente meda, rispetta su compito di arrivare sa limba a tutti. Oe e crasa, e in donzi tempos. A sa cantone rispetta su compito di giocare sa limba, sa cultura e tanta storia del suo passato, prima d'otto intrende in scuola e pustisi in saldomos. Come ho fatto un esempio. In Piaghe esiste un camposanto, su camposanto più antico di Sardegna. È stato inaugurato e benedetto sul 1792. In questo camposanto sono pure ammentate 15 persone che sono morte per l'epidemia di colera che in sul 1855 ha fatto 340 morti. Chi sono queste 15 persone? Voi le potete immaginare. Nobiles, riccos e pedros. E tutti i satteros. Tutti i altri 335 sono stati dimenticati. Manco una paraula per lo sammentare. Questo camposanto si chiama da Domo Sacra. Ma quale Domo Sacra può essere più sacra della memoria? E quale memoria, quale domo abitata dai cristiani può tornare a vita se noi non li schimus a mentare? Immaginate questo povero dimenticato davanti del suo camposanto antico di Piaghe. Davanti a Domo Sacra, chi che lo ha lasciato in mano a Solvido.
Itte diana narre a questo domo chi non lo sa mai cherfidos. Tu es il domo sacra de sa vita e de sa morte. Ma non tenes tot un pare sa ona e sa mala sorte. Tu es storia manna de so riccos e de so famados, ma non asa manco una petra pro sa vita nostra de disisperados. Domo sacra, domo anzena, nos ha lasciato in carrela, che strazzos no cae frondidu, como sammentu nostro no ada uno nido. Domo nostra est in suento, in su mare de su tempus, mai né pianto né dolore sono in bucca di una cantone. Mori doe e mori crasa, donzi passo nostro negato. Non si ascoltano fritto e nuese, in un isolamento e malefatato. Domo sacra, domo anzena, nos ha lasciato in carrela, che strazzos no cae frondidu, come sammentu nostro no ada un unito. Domo sacra, domo anzena, amus a stare sempre in carrela, finza piure ossoso, a cantare, e un'altra domo sacra, gai amus a gattare. Finza doli e mase piantos, a cantare, e un'altra domo sacra, amus a gattare. Finza disperas e disisperas, a cantare, e un'altra domo sacra, gai amus a gattare. Questa domo sacra, come avete compreso, è un conto che con deghe cantones fa edda de homines e feminas, cusos che sono mortos de colera insistiu de su 1855 in piaga. E chi può toccare de cantare quest'opera in lingua salda? A su coro, de piaghe. De su resto, so coro sardo sono un esempio di comunitate, non solo de vocalitate. A parere mio, Don Zida deve tenere su stesso spirito di un coro sardo. Naramos una comunità a concordo, non solo in piaghe, ma in calesia vita de Sardegna. Concordo e paghe. Chi deve conoscere soltanto l'imbazzo che abbiamo in Sardegna. Proite, conoscere sosateros, l'imbazzo, cultura e tradizione, che renare pure conoscere un vago di più a noi matessi. Non si coro sardo giugete, in calesia logo chiandere, sa oghe de saida sua e de sa Sardegna in trea. In questa maniera reseside a unire e a moltiplicare sa ricchezza sua e sa nostra. Finza sa più antica, sa più povera. Gai non giugede in una caminera, che è sa caminera nostra, sia in questo tempo che in suo tempo venidore. Se pensiamo a sa poesia di Peppino Mereu, Nanné Dumeo, comprendimos che a cantare non è solo su poeta, è il boga di tantos coro sardos. A cantare è una comunità in trea, tanto vidi gussa de tonara o este gussa de sa Sardegna in trea. A sicuterat non si torna mai, nara Peppino Mereu. A suo passato non si torna mai. Questo è vero, non si torna dal suo passato, per il semplice motivo che il suo passato è sempre in mezzo a noi. Noi tutto siamo fatto del suo passato, de sa raghina nostra, de storia, de lingua, de memoria. Suo passato, come abbiamo bene imparato, è in questo tempo, e in suo tempo che deve ancora avvenire. Este in suo figlio nostro.